Il dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna riporta l'attenzione sui fiumi, in particolare sul Piave. L'allarme del consorzio Regimazione Idraulica Fiumi: urgente pulire il corso d'acqua dai detriti. Volontari dell'ANA Protezione Civile partiti verso le zone alluvionate da Campiglia dei Berici, altri 40 raggiungeranno Forlì portando macchine movimento terra per liberare da fango e detriti le aree colpite. Denunciato dai carabinieri il mittente della busta con proiettile recapitata ieri alla sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, è un 53enne del posto. A Treviso il presidio regionale dei lavoratori della sicurezza privata che chiedono il rinnovo del contratto nazionale ed il riconoscimento dei rischi che corrono ogni giorno. Se paghi 700 euro di affitto non meriti l'università. Dopo la frase del sindaco di Venezia che ha scatenato la polemica in questi giorni, gli studenti in tenda davanti a Ca' Farsetti per protesta. Il mancato pagamento di un credito di 76.000 euro da parte di una società di raccolta rifiuti mette a rischio l'esistenza di Legambiente Padova, che lancia un appello per una sottoscrizione pubblica. Presentato il Giugno Antoniano, un mese di eventi a Padova per celebrare Sant'Antonio. Il suo messaggio di pace: sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna in primo piano, ancora un dramma che riporta l'attenzione sui fiumi nel nostro territorio, in particolare sul Piave. È una risorsa ma può anche diventare un pericolo, dice chi lungo il fiume vive e lavora. Sentiamo. Il Piave è una bomba a orologeria. Se nel 2018, con metà acqua del 66, qui a Fagarè, dopo che hanno alzato l'argine di 70 cm, per 10 cm non tracimava, questa è la dimostrazione, avendo metà acqua del 66, questa è la dimostrazione, è la prova provata. Questa è l'analisi del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi a tutela del Piave, quanto mai attuale dopo il disastro che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, un dramma provocato dalle abbondanti precipitazioni arrivate dopo mesi di siccità. In poche ore è caduta una quantità di pioggia pari alla metà di quella che solitamente si registra in un anno. Non vi sono state le conseguenze tragiche della vicina Romagna, ma anche in Veneto si sono verificati fenomeni significativi. A maggio, in 13 giorni su 15, sono caduti mediamente 130 mm di pioggia, valore superiore a quello medio dell'intero mese stimato in 115 mm. Ad oggi dunque si registra una situazione di surplus pluviometrico rispetto agli apporti attesi a fine mese. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, i fiumi rimangono gli osservati speciali, oggi come in passato, quando le piene del Piave si ripetevano nel tempo, come documentato da carteggi appartenuti a Vittorio Emanuele II. I rischi però nel corso dei secoli sono aumentati, basta analizzare i dati rilevati dagli ingegneri idraulici sull'innalzamento del livello del fiume. Dal 2000 al 2020 la media del Piave, parlo da Ponte del Piave fino a Ponte de Fener, di 3 metri, dai 3 metri, 3 metri e mezzo. L'Ovadina, lei sa che sopra il ponte dell'autostrada a monte, adesso ci troviamo circa 1 metro più alto del piano campagna. Alcuni anni fa eravamo 2 metri più basso. Qual è il problema? Se rompe là, Treviso è matematico che va sotto acqua, perché da Ponte della Priula a Treviso c'è un dislivello dai 45 ai 50 metri. Per limitare i danni di eventuali esondazioni, in passato era stata progettata la realizzazione di 4 grandi casse di espansione. Zanardo preferisce non entrare nel merito, ma mette sul tavolo una possibile prima alternativa. Si poteva tentare una più in giù, dove c'era navigabilità più piccola, a vedere se funzionano. Perché le vasche di espansione sono state concepite subito dopo l'alluvione del 66. Oggi il Piave non è più quello. La pulizia dell'alveo del Piave resta però per Zanardo il vero principale intervento da attuare. Noi dobbiamo pulire il Piave. Dentro l'alveo deve essere scevro, libero dalle piante, ed è quell'apporto di materiale che deposita. Pulizia che veniva effettuata già ai tempi della Serenissima. Una volta dovevano pulirlo col badile. Oggi abbiamo i mezzi meccanici che possiamo fare molto. Certo, non è che si risolva al 100% la sicurezza, ma l'80% sì.
Ed intanto, mentre si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna, è grande la mobilitazione di soccorsi che stanno partendo anche dalla nostra regione, dai vigili del fuoco alla protezione civile, ai volontari dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Oggi siamo andati alla sede di Campiglia dei Berici. Vediamo. 40 comuni dell'Emilia-Romagna in ginocchio a coprirli la distesa di acqua, melma, un evento epocale, l'alluvione che ha colpito una porzione vastissima di territorio, che fa i conti con un bilancio drammatico tra vittime e migliaia di evacuati. È qui che le squadre alpine della Protezione Civile da Vicenza, Valdagno, Verona saranno impiegate. A loro spetterà il compito di rimuovere il fango e i detriti. Mi hanno detto che c'è tanto da spagliare, quindi ecco, questo penso che sia il nostro compito più o meno. Andiamo giù, imprevisto, però ci sarà molto lavoro da fare, sarà molta gente da aiutare, da portare, da dare conforto. C'è chi tra loro è appena tornato da Imola, impegnato nella prima tranche dei soccorsi. Abbiamo trovato un disastro, adesso non sappiamo cosa troviamo perché la situazione è più critica di Imola. Qui siamo ai magazzini della colonna mobile nazionale ANA Protezione Civile di Campiglia dei Berici, in cui dalla sala operativa vengono coordinati i mezzi di soccorso da inviare, si gestisce il reperimento dei volontari. Destinazione Forlì, dove da ieri sono già sul posto in 25. Oggi dal magazzino della colonna mobile nazionale partiranno appunto una quarantina di volontari con mezzi d'opera, quindi scenderemo con Bobcat e con escavatori, perché il tipo di intervento che ci è stato affidato a Forlì richiede la rimozione appunto di detriti, e quindi queste sono le attrezzature che da oggi andremo a portare appunto sul posto. Siamo stati destinati appunto a una centrale elettrica a Forlì per poter poi far sì che venga ripristinata. Porteranno le macchine in movimento terra, bobcat, escavatori, e poi sarà la volta delle pompe per lo svuotamento dell'acqua dai locali, mentre in Emilia resta l'allerta rossa per le piene dei fiumi e le frane. Successivamente a questo cominceremo a far affluire delle motopompe, da motopompe medie, per appunto poi cominciare a rimuovere anche, cioè a far rimuovere l'acqua, e poi pian pianino cominceremo probabilmente con motopompe più piccole e in caso poi sia necessario anche con dei moduli per fare la pulizia sia di strade che di edifici. La cronaca: incidente lungo l'autostrada 4 in direzione Trieste, oggi pomeriggio coinvolti 2 mezzi pesanti ed un furgone, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Lo schianto si è verificato per cause al vaglio della Polizia Stradale in prossimità dell'area di servizio di Arino Est, in territorio di Dolo. Alle 17:30, a causa di uno dei mezzi incidentati in carreggiata e delle operazioni di soccorso e rimozione, si viaggiava su una sola corsia di marcia e lungo la A4 si registravano fino a 10 km di coda in direzione Trieste e A57 tangenziale di Mestre. La busta con il proiettile recapitata al sindaco di Arzignano. Ora i carabinieri hanno individuato un 50enne vicentino accusato di minaccia aggravata. Il proiettile in una busta. L'intimidazione al sindaco di Arzignano era accompagnata da un messaggio anonimo scritto con lettere di giornale per Alessia Bevilacqua. I carabinieri a tempo di record hanno individuato un 53enne di Arzignano. È lui l'uomo che avrebbe consegnato la busta con il proiettile di pistola calibro 45. Rintracciato dopo poche ore dai militari grazie alle descrizioni dei dipendenti del comune, è stato fermato accanto alla sua abitazione. Subito è scattata la perquisizione della casa. I carabinieri hanno trovato in un cassetto in cucina una pistola scacciacani senza il tappo rosso, contenente 6 cartucce forate in ottone. A quanto pare sarebbe stato trovato e sequestrato materiale di interesse riguardo all'intimidazione. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e mentre si attendono gli sviluppi investigativi, il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Arzignano, Enrico Marcigaglia, esprime tutta la sua preoccupazione. Quello che io chiedo per la sicurezza di Alessia, ma anche per l'intera comunità,
è che questa persona venga messa immediatamente nelle condizioni di non essere più pericoloso né per il sindaco né per l'intera cittadinanza. Secondo me questo è un passaggio ulteriore che bisogna assolutamente fare. Le notizie sindacali, ora presidio questa mattina a Treviso dei lavoratori di tutto il Veneto per la sicurezza privata dal rinnovo del contratto al mancato riconoscimento dei rischi tra le problematiche portate in piazza da CGIL Cislewilla. 10.000 lavoratori in Veneto, di cui 1 migliaio nella Marca, impiegati nei servizi di sicurezza e vigilanza privata. Circa in 200 in rappresentanza del comparto sono arrivati da ogni provincia a Treviso per il presidio regionale. Per chiedere che il rinnovo del contratto collettivo nazionale venga sottoscritto presto, per chiedere aumenti significativi sulla massa salariale. Siamo ancora molto distanti tra le richieste delle organizzazioni sindacali e quello che offrono le aziende, e siamo qui per chiedere un rinnovo dignitoso che centri le nostre richieste e che accompagni questi lavoratori. Più formazione, più contratti stabili, meno condizioni di lavoro peggiorative. A questo si aggiungono orari di lavoro che rendono complicata la conciliazione tra vita privata e professionale. Sono lavoratori che lavorano nella stragrande maggioranza durante l'orario notturno, pertanto per poter, come dicevamo prima, garantire a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione dignitosa, sono costretti a fare tante ore anche di straordinario. Pertanto lavorando la notte fanno 10, 12, anche 13 ore di lavoro. Quando la famiglia sta per iniziare la giornata, il più delle volte loro devono andare a dormire. Per Marchetti della Tux Will regionale c'è poi un paradosso legato al settore della vigilanza in continua evoluzione. Sia i servizi fiduciari che le guardie giurate operano comunque in appalti pubblici, lavorano in servizi sempre più specializzati dove viene chiesta sempre più specializzazione, quindi in cambio della specializzazione non hanno il salario. Quindi questo noi diciamo che è assolutamente un paradosso. Questi lavoratori attendono poi da anni la riforma della loro qualifica giuridica. Grazie a Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica che c'è stato, che nel 2008 ha detto sì, queste povere guardie non possono essere qualificate operai, ma le facciamo diventare meno incaricati di pubblico servizio. Stiamo aspettando questa qualifica di pubblico ufficiale, speriamo, come le altre forze dell'ordine. Se non dovessero arrivare queste risposte? Continueremo la mobilitazione anche utilizzando lo sciopero in coordinamento con le nostre segreterie nazionali e in maniera unitaria. A Padova ora svolta nell'indagine sull'esplosione al ristorante romano Cacio e Pepe di Abano Terme. La procura indaga per strage. Non diciamo niente perché non sappiamo niente. Ok. Non sappiamo niente, mi dispiace. Nessuna dichiarazione, queste le uniche parole al telefono di Alessandro Peia, titolare del ristorante Cacio e Pepe, esploso lo scorso 19 aprile per una fuga di gas. Fuga di gas che hanno decretato le verifiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stata dolosa. Qualcuno infatti ha deliberatamente aperto la valvola di una bombola GPL che si trovava all'interno del locale di via Previtalia ad Abano Terme. La procura dunque non indaga più per crollo e distruzione ma per strage, al momento contro ignoti, visto che la potente deflagrazione avrebbe potuto uccidere qualcuno. Il boato di prima mattina, la bombola potrebbe essere stata aperta verso le 7. In appena 2 ore il gas ha saturato gli ambienti. Sono le 9 quando un'amica dei titolari apre la porta sul retro della trattoria romana, quel giorno chiusa per il turno di riposo per recuperare un portafoglio. Avverte l'odore di gas e scappa appena in tempo, 1 minuto esatto prima dell'esplosione. Le immagini delle telecamere della zona hanno ripreso la scena, ma non si vede chi è entrato o uscito prima di lei. Per questo i carabinieri hanno chiesto di acquisire anche le riprese delle telecamere interne del locale. Da chiarire il movente, chi voleva distruggere il ristorante e soprattutto perché. Altra protesta degli studenti universitari, andiamo ora a Venezia dove questa mattina i giovani hanno posizionato una tenda davanti a Caffarsetti contro le ultime dichiarazioni del sindaco Brugnaro nei loro confronti. Sentiamo. Oltre il danno la beffa, questo dicono gli studenti dopo le dichiarazioni del sindaco Brugnaro in merito al caro affitti e alla loro protesta dei giorni scorsi.
Con una tenda posizionata all'ingresso di Ca' Farsetti, uno striscione e varie foto del sindaco Brugnaro mascherato da pagliaccio, gli studenti universitari hanno protestato contro il caro affitti, ma soprattutto in risposta alle dichiarazioni del primo cittadino nei loro confronti. Se il sindaco continua a rilasciare queste dichiarazioni aberranti, direi che è soltanto l'inizio di quello che gli aspetta. Noi siamo qua, a parte a ribadire che il diritto allo studio vuol dire diritto alla casa, e siamo qui a ribadire che c'è un problema evidente in questa città, c'è una gravissima crisi abitativa data proprio dal fatto che questa città viene svenduta costantemente dal sindaco in persona e poi viene a dirci a noi che non ci meritiamo la laurea perché ci facciamo truffare. Allora, se c'è qualcuno qui che ci truffa è proprio il sindaco Brugnaro ed è proprio quest'università che non fa in modo che gli studenti rimangano in questa città e che vivano una vita degna di essere chiamata tale. Gli studenti sarebbero anche stati invitati a trovare un lavoro extra nei numerosi locali veneziani per poter sostenere queste spese folli. Io vorrei ricordare al sindaco che tutte le persone che sono qui sono studenti che lavorano e che lavorano dove? Sono costretti a lavorare in posti svenduti al turismo, in ristoranti, in hotel, in bar, dove la paga è sempre pessima perché, lo ricordiamo di nuovo, viviamo in una città dove l'unica economia possibile è quella del turismo, per cui ci troviamo a ricevere paghe da fame che comunque non ci permettono di pagarci delle case e degli affitti che costano molto di più di quello che noi possiamo guadagnare con i nostri lavori. Quindi invece di dire tutte queste cose sui giornali, pensi piuttosto a scendere e magari confrontarsi veramente con gli studenti e con le persone che vivono in questa città. Gli studenti non hanno intenzione di fermare la loro protesta. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto. Lo scienziato e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, ex direttore della microbiologia di Padova, lancia un disegno di legge, una petizione per chiedere che la politica venga esclusa dalle nomine in sanità. Togliere ai presidenti delle regioni il potere di nominare i direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi delle ULSS. È questa la petizione lanciata dal senatore PD Andrea Crisanti sulla piattaforma change.org a sostegno di una proposta di legge per togliere alla politica il potere di nomina nel campo della sanità. Quindi noi vogliamo creare una differenza di responsabilità tra il controllore, l'organo politico, che di fatto deve essere responsabile del budget e di come i soldi vengono spesi, e l'ente e colui che poi effettivamente dirige gli enti periferici, cioè il controllato. Crisanti, scienziato ed ex direttore della microbiologia dell'Università di Padova, molto noto in Veneto per il suo contributo alla lotta contro il Covid con il suo studio di Vo, era entrato in polemica col governatore Zaia per la gestione della pandemia e l'utilizzo dei tamponi rapidi per il tracciamento dei casi Covid. Crisanti però spiega, non c'è nulla di personale dietro questa petizione. Questa è una mia convinzione che ho da tantissimo tempo, guardi, qui non ci sta nulla di personale. Noi abbiamo una sanità che è allo stremo, Non è che devo stare a fare qui la retorica del sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso o delle liste d'attesa o del fatto che l'aspettativa di vita in Italia è diminuita, perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma il risultato di questo viene da lontano, viene da 25 anni di controllo capillare politico della sanità, che a mio avviso va reciso. Per il senatore Crisanti, le nomine gestite ora creano una catena di comando dalla quale sono escluse le esigenze dei pazienti, degli operatori sanitari, dei medici e delle comunità locali. Secondo noi dovrebbero essere nominati da un organo totalmente indipendente che nomina una commissione. In questa commissione noi chiediamo che ci siano rappresentanti dei medici e degli operatori sanitari dell'azienda che impiegherà il dirigente, chiediamo che ci siano presenti rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti. Mancato pagamento di crediti rischia la chiusura Legambiente di Padova.
Il mancato pagamento di un credito di 76.000 euro da parte di una società di raccolta rifiuti mette a rischio l'esistenza di Legambiente Padova, che ha lanciato un appello per una sottoscrizione pubblica con l'obiettivo di raccogliere almeno 33.000 euro. Legambiente Padova infatti non è mai stata pagata dalla società Padova 3 Territorio Rifiuti Ecologia SRL, società controllata da un consorzio di oltre 50 comuni che nel 2017 è fallita, lasciando un buco di 30 milioni di euro. Per Padova 3 Legambiente aveva realizzato le attività dello sportello Energia nella Bassa Padovana, con punti informativi dove i cittadini potevano recarsi per avere informazioni su risparmio energetico, energie rinnovabili e incentivi collegati. Con parte di quei 76.000 euro che attendeva da Padova 3, Legambiente doveva pagare alcuni fornitori, tra cui una società di consulenza che si è rivolta quindi ai giudici ottenendo un'ingiunzione per 33.000 euro, cifra che al momento non è nelle disponibilità dell'associazione. Per questo Legambiente ha avviato una raccolta fondi per evitare la chiusura dell'associazione e poter proseguire nell'iniziativa di tutela e di promozione dell'ambiente che la vedono impegnata a Padova da quasi 40 anni. E a Padova è stato presentato oggi il Giugno Antoniano, un mese di eventi per celebrare Sant'Antonio e il suo messaggio di pace. Torna il Giugno Antoniano, il mese di iniziative spirituali e culturali dedicate a Sant'Antonio. Il tema della pace sarà il leitmotiv di una serie di eventi del cartellone culturale. Una pace che parte innanzitutto dai contesti in cui siamo. Antonio denunciava con grande forza ingiustizie e sopraffazioni nel territorio, ma evidentemente anche un anelito ad una pace che possa giungere in quelle popolazioni di cui noi sappiamo, Ucraina, Sudan, per citare soltanto alcune delle popolazioni più travagliate da questo punto di vista oggi. L'immagine scelta per i manifesti che accompagneranno le celebrazioni antoniane è un affresco di Pietro Annigoni, custodito nella Cappella delle Benedizioni, in cui Antonio è ritratto mentre predica i pesci, evento successo 800 anni fa, quando il giovane frate, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare il Vangelo a creature semplici ed innocenti. Nel 1223, dunque 800 anni fa, Sant'Antonio a Rimini predicava i pesci e, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare comunque il Vangelo. Ecco, per noi significa che è importante comunque annunciare il messaggio di Gesù indipendentemente da chi lo ascolta, e forse poi con la sorpresa di scoprire che questo messaggio contro le ingiustizie, per la pace, per la solidarietà, è un messaggio che viene comunque accolto. E sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni. Il cartellone del Giugno Antoniano sembra ricordare e richiamare in qualche modo anche un paesaggio disastrato, ed è così che lo vediamo in questi giorni proprio in Emilia-Romagna, quindi per noi diventa anche l'opportunità per diventare solidali nella vicinanza con tanti fratelli e sorelle che in questo momento, ecco, davvero soffrono il peso di una tragedia così grande. Ed è tutto per l'edizione del Veneto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Il nostro meteo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Un nuovo ciclone si avvicina al nostro paese, interessando tuttavia in misura minore il nord-est. La giornata di venerdì 19 maggio infatti sarà in genere stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo al mattino in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo nubi un po' più irregolari, non del tutto escluse delle precipitazioni sparse sui settori montani e occidentali della pianura, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece tra i 19 e i 22 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ampie schiarite con sole prevalente, quantomeno inizialmente. A seguire locali annuvolamenti, ma in genere non daranno origine a piogge. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 21-22 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà variabile. Avremo sole e nubi con aumento della probabilità di rovesci dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano,